in collaborazione con AgriBanking, il tuo partner di filiera. Si chiude a Bologna la settimana di EIMA International, esposizione internazionale di macchine per l'agricoltura e il giardinaggio, rassegna a cadenza biennale promossa dal 1969 da Federunacoma e giunta ormai alla 46esima edizione. Superato il record di espositori, visitatori da tutti i paesi e delegazioni straniere, grande interesse per le novità tecniche, ma anche per tutti e 5 i saloni tematici, dal giardinaggio all'energia, dai componenti al digitale e l'irrigazione tema al centro di un dibattito internazionale. Quest'annata castanicola verrà ricordata perché è un anno veramente eccezionale, a differenza del 2023 quando invece castagne e marroni ne vennero ben pochi. Parleremo di questo, parleremo soprattutto di castagne, di una varietà, la tosca, che viene coltivata in un territorio dell'Appennino modenese e che viene commercializzata, pensate, nel nord della nostra penisola. 46esima edizione per EIMA, sempre più tecnologica, sempre più internazionale e con numeri da record. 1750 espositori provenienti da 50 paesi che espongono oltre 60.000 modelli di mezzi, macchine e attrezzature. Il conto dei visitatori si farà ovviamente alla fine, furono 327.000 nella scorsa edizione, ma le stime in apertura di salone erano quelle di arrivare a 350.000. Non sono però solamente i numeri a fare di EIMA, fabbrica dell'innovazione, un appuntamento a caratura mondiale e in merito sentiamo il direttore generale Simona Rapastella. EIMA si è presentata fin da subito con un'attenzione, un'attrattività particolare quest'anno e confermano i numeri di questa edizione, confermano l'importanza non soltanto per le aziende espositrici presenti, sono 1750, 675 esteri, ma perché questi presenteranno un livello di specializzazione e di innovazione che vuole servire davvero ogni modello di agricoltura. Parliamo di futuro, ma un futuro presente, spaziamo dalla robotica all'elettrificazione delle attrezzature, alla sensoristica applicata, all'intelligenza artificiale, un mondo innovativo che prende forma all'interno della nostra rassegna e che davvero ci proietta anche a risolvere le sfide, le grandi sfide dell'agricoltura, perché senza soluzioni tecnologiche innovative e quindi macchine di nuova generazione non possiamo parlare di maggiore produttività, di una qualità maggiore delle produzioni, non possiamo parlare di un reddito delle imprese agricole che deve anch'esso essere sostenibile dal punto di vista economico, non possiamo insomma parlare di cambiamenti climatici, di green e di tanti altri temi che sono all'attenzione generale di tutti. Maria Teresa Maschio, presidente Federunacoma, EIMA, fabbrica dell'innovazione. Di innovazione girando per i padiglioni ne abbiamo vista tantissima, ma innovazione per l'industria delle macchine agricole, che spesso sono anche piccole e medie imprese. Che cos'è? Allora, non è un compito facile, come ha detto lei giustamente, per le industrie medio-piccole è sicuramente un onere non piccolo, non voglio dire difficile ma complesso, però negli ultimi anni
anche le aziende medio-piccole hanno capito che se vogliono rimanere sul mercato, ma soprattutto vogliono avere un futuro, devono innovare. Quindi insomma è una bella sfida sicuramente, perché non è facile, cioè per le aziende grandi è un po' più semplice, ma non è detto, non è così scontato. E a volte le aziende piccole sanno interpretare meglio quelli che sono più veloci, più flessibili, sanno interpretare meglio quelli che sono proprio i sentimenti del mercato, no? Come dico io. Innovazione anche per distanziare i nostri competitor asiatici che insomma potrebbero avvicinarsi sempre di più. Innovazione dunque trasversale a tutti i settori merceologici, che lo ricordiamo ad EIMA sono 14 e 5 sono i saloni tematici. Li approfondiremo ad uno nelle prossime puntate, però intanto li riassumiamo. EIMA Green, riservato alle tecnologie meccaniche, alle attrezzature per il giardinaggio e la cura degli spazi verdi, 2 padiglioni, 200 espositori, una superficie di 10.400 metri quadrati e uno spazio esterno Garden Emotion per le prove dinamiche. EIMA Componenti, dedicato al vastissimo settore della componentistica con un enorme tasso di tecnologia. EIMA Componenti che con i suoi 32.500 metri quadrati, 800 aziende, 350 delle quali estere, è uno dei più importanti a livello mondiale. Poi EIMA Energy, il salone delle tecnologie per l'impiego di fonti energetiche di origine agricola e forestale, con un'area esterna di 10.000 metri quadrati per le prove dimostrative. Panoramica completa delle soluzioni tecnologiche per la gestione dell'acqua la troviamo invece qui, lo vedete già alle mie spalle, nei 3 padiglioni di EIMA Hydrotech Salone, introdotto nel 2018, che oggi conta 240 espositori, 130 dei quali esteri. L'ultimo nato tra i saloni tematici è EIMA Digital, riservato alle tecnologie elettroniche più avanzate e all'agricoltura di precisione. Sistemi di guida satellitare, apparati GPS, computer di bordo, sistemi ISOBUS, centraline meteo, droni e sensori, software e robot. 2.000 metri quadrati, 62 espositori, 30 esteri e, novità di quest'anno, un'area esterna REAL per vedere in azione alcune delle tecnologie di ultima generazione. Altra novità di quest'anno, EIMA Extend, area dedicata a formazione e sicurezza, che raccoglie in un unico spazio EIMA Desk ed EIMA Campus, con la presenza di società di servizi, associazioni agricole, stand istituzionali e stand di ben 8 università italiane. Insomma, uno spazio dedicato alle giovani generazioni, con tantissimi incontri e attività a partire dal sempre frequentatissimo McAgriJobs. Tantissimi gli eventi di questa 46esima edizione di EIMA International. Un classico resta Toti, Tractor of the Year 2025. Sono 21 dei maggiori produttori mondiali con 25 trattori scelti da una giuria internazionale. Quindi i finalisti in queste 5 categorie ce li facciamo raccontare direttamente da Fabio Zammaretti e cominciamo da una categoria estremamente nuova, il Totibot, che si concentra sui trattori robotici senza cabina. Per quanto riguarda la categoria Totibot, è una categoria che abbiamo iniziato quest'anno ed è effettivamente quello che prendiamo in considerazione sono i trattori con tecnologia robotica assolutamente senza cabina, quindi non hanno possibilità di essere guidati da persone, devono rispondere anche a determinati requisiti, tra cui una Technical Readiness Level 8, che è un termine tecnico per dire che questo trattore non è semplicemente un prototipo, ma ha già superato tutte le fasi per poter essere pronto per il mercato. Ecco, trattore dell'anno per quello che riguarda le grandi potenze è Case, quindi insomma abbiamo sentito un applauso enorme levarsi in sala. Anche qui quest'anno abbiamo rinnovato le categorie, abbiamo introdotto la categoria High Power che considera trattori oltre i 300 cavalli.
case, diciamo, fra i competitor di questa edizione era sicuramente quello più potente, ma anche quello che dal punto di vista tecnologico, ultimo e non ultimo, offre una protezione del suolo grazie ai cingoli che è molto interessante, insomma. Ma siamo a mid power, in questo caso tra 150 e 280 cavalli, e qui abbiamo Fend, che tra l'altro ha avuto un'enorme rappresentativa nella selezione operata dai 25 giornalisti internazionali. Certo, bisogna riconoscere che come tutti i grandi gruppi e marchi, quando arrivano al Tractor of the Year, insomma, mostrano ben bene le loro armi, quindi sicuramente questo trattore è un trattore di gamma, diciamo, medio-alta, che presenta caratteristiche molto innovative, con un occhio sempre strizzato alla sostenibilità. Ecco, molto particolari soprattutto per quello che riguarda l'agricoltura italiana, diciamo così, sono le categorie utility, i polivalenti, e qui abbiamo Steyr. Esatto. Questa categoria prende proprio in considerazione i trattori che possiamo, in Italia li chiamiamo i trattori aziendali, sono trattori compatti, massimo motore da 4 cilindri e un massimo peso operativo di 9.000 kg. In questo caso avevamo una bella line-up di 6 trattori in competizione. Steyr è un trattore che ha già vinto diversi premi in giro per il mondo anche dal punto di vista del design, e certamente, diciamo, poi le differenze di punti tra un trattore e l'altro sono minime. In questo caso Steyr ha avuto la meglio sugli altri, insomma. Gli specializzati che fanno davvero la nostra agricoltura, frutteti, vigneti, colline, saliscendi. Certo. Allora, per quanto riguarda gli specializzati, anche quest'anno avevamo un bel gruppo di trattori in competizione. Ha vinto Antonio Carraro con un trattore che effettivamente staccava un pochino dal resto del gruppo, per quanto va menzionata l'interessante candidatura del Ferrari e-Astral, un trattore completamente elettrico insieme al Keystrak, un altro trattore completamente elettrico, il che ci dice che per alcuni tipi di lavorazioni il trattore elettrico è arrivato. Cuore del salone il quadriportico, che ospita come ormai tradizione le novità tecniche vincitrici del concorso, macchine, attrezzature e dispositivi selezionati da un comitato internazionale che, dopo aver esaminato le caratteristiche degli oltre 150 concorrenti, ha premiato ben 67 modelli e 20 con il riconoscimento più alto di novità tecniche. Sono quelli qui esposti, oltre a 47 segnalazioni. Davide Ignesini, responsabile ufficio tecnico Federunacoma. È una mia impressione o quest'anno la meccanizzazione premiata è di grandi dimensioni? Questo è uno dei trend che abbiamo rilevato. Ci sono macchine davvero grandi, ad esempio un Erpice che raggiunge i 10 metri di larghezza di lavoro, che è un record per questo tipo di macchina, ma ci sono molte soluzioni a mio avviso interessanti su automazione e scambio dati. Ecco, possiamo scendere in qualche dettaglio che ha colpito maggiormente la giuria del concorso tecnico? Sì, secondo me è interessante rilevare che 2 aziende diverse, costruttrici di trattori, hanno lavorato nella stessa direzione, e cioè il trattore non è più solo un centro di potenza per la macchina, ma diventa anche un centro di dati, quindi videocamere, sensori a bordo trattore, e questi dati vengono utilizzati da diversi tipi di macchine per poter ottimizzare il lavoro in vario senso. Ho visto girare molti ragazzi delle scuole agrarie italiane. Questo ha un significato particolare per il quadriportico di Eima? Lo ha senz'altro. L'innovazione si sposa di solito con la gioventù, e quindi è logico per noi promuovere queste soluzioni innovative anche e soprattutto nelle scuole superiori e l'università, in modo che i ragazzi sappiano che ci sono, come usarle e quali vantaggi danno. Robotica, guida in remoto, chiaramente c'è anche un settore apposito proprio all'interno della fiera, però tra le novità tecniche ci si affaccia su questo versante. Quest'anno ci sono soluzioni per l'automazione, quindi nessun veicolo autonomo, ma diverse macchine che gestiscono le operazioni anche comandando la trattrice. È il caso di 2 rotopress che sono esposte, una delle quali ad esempio segue l'andana in modo automatico, in modo che il guidatore della trattrice si occupi solo di andare dritto, e poi la rotopress invece evita gli ingolfamenti e i bloccaggi molto pericolosi seguendo automaticamente l'andana di foraggio, e così via. Per noi molto importanti sono diversi filoni, tra cui miglioramento delle condizioni ambientali, cioè riduzione degli impatti indesiderati, miglioramento della sicurezza e del comfort dell'operatore e aumento della produttività. Queste sono le cose che guardiamo di più.
E se questo è il salone delle macchine utili e geniali, c'è chi di utilità e genialità ha fatto il modo per arrivare in fiera.